Tragedia nella tarda serata alle porte di Udine. Una guardia giurata, di cui al momento non sono state rese note le generalità, si è tolta la vita sparandosi un colpo di pistola alla tempia. L'uomo stava prestando il normale turno di servizio quando, giunto nei pressi del parco commerciale di Reana del Royale, lungo la direttrice della statale 13 che da Udine porta a Tricesimo, ha deciso di compiere il tragico gesto. Pochi secondi, un colpo sordo e la fine. A scoprire il corpo senza vita, riverso in un lago di sangue, un collega della vittima che ha immediatamente allertato i soccorsi. Seppur celeri, inutili, visto che l'uomo è spirato all'istante. Sul posto, 3 volanti della questura di Udine, coadiuvati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Viale Trieste. Effettuati i primi rilievi di legge sul luogo del tragico evento e dopo il sopralluogo del medico legale, il via libera da parte del magistrato per la ricomposizione della salma presso l'obitorio dell'ospedale di Udine. Salma che al momento resta a disposizione dell'autorità giudiziaria, dove nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia.